Buonasera a tutti. Iniziamo il Consiglio Comunale di sera. Do la parola al segretario dottor Nobile per l'appello. Primo Luciano, buon Oriana, buon Alessandro, buon Giuseppe, Comisso Giovanni, Marchesano Rocco, Marco Vicario, Pimentel Sara, Marzano Vinza, Panassia Evaristo, Lomassano Andrea, Piotr Giacomo, Miolo Carlo, Conte Rosanna, Antelmo Luca, sì. Ferraro Maria Elisa, Loretto Gattucci. Nomino quali scrutatori la signora Loretto Catiuscia, il signor Avanzano Lorenza, il signor Giacomo Capiotto. Do la parola al signor Sindaco per le comunicazioni. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Do una comunicazione relativa all'emergenza meteo che abbiamo avuto la scorsa fine del mese di ottobre, per dare alcune dati un po' più corretti rispetto a quelli che poi sono stati riportati. Allora, l'emergenza è stata aperta nel pomeriggio del 28 di ottobre. Come amministrazione eravamo già in stato di allerta da un po' di giorni a seguito delle comunicazioni che erano state date dalla Regione del Veneto e poi anche dalla Prefettura. La squadra di protezione civile del Comune di Cavia è intervenuta con 15 volontari, oltre al personale della Polizia Locale e oltre agli operai del Comune, ciascuno secondo la rispettiva competenza. E nell'ambito di 92 interventi fatti dalla Protezione Civile e Comando Ambientale, 34 di questi 92 interventi sugli 11 comuni sono stati fatti dal Comune di Cavia. A seguito della chiusura poi dell'emergenza avvenuta la sera del 30 ottobre, il 2 novembre abbiamo inoltrato con l'amministrazione comunale una prima nota alla Regione Veneto, sia alla Presidenza sia all'assessorato alla Protezione Civile, per porre l'attenzione sui danni che anche il nostro territorio ha subito, inizialmente danni legati all'erosione della regine e quelli legati allo spiaggiato, chiedendo l'immediata attivazione della procedura dello stato di crisi prevista dalla normativa della legge 11 del 2001, legge regionale del Veneto. In data 8 ottobre poi a mia firma una nota ulteriore alla Regione del Veneto per porre particolare attenzione sullo stato del muretto di contenimento del porto Peschereccio. Questo perché vi era già stata una precedente nota a firma del dirigente del settore architetto Furlaneto già dal 22 maggio, in epoca quindi non sospetta, con la quale era già stata notiziata la Regione Veneto dello stato dell'arte, che il muretto si trovava in pessime condizioni, nota che purtroppo poi non è stata riscontrata, da cui all'esito poi dell'emergenza di fine ottobre ho riscritto nuovamente evidenziando che si sono manifestati rispetto al maltempo importante precedente ulteriori segni di cedimento del muretto di contenimento con importanti infiltrazioni d'acqua continue ed evidente, tanto che nell'emergenza di 2 giorni abbiamo dovuto far presidiare il porto a Peschereccio dalla protezione civile in modo più importante anche rispetto ad altre parti del territorio. Lo stesso giorno, sempre in data 8 novembre, al Comune dell'Ufficio, sempre su mia firma, è stata mandata una prima sommaria stima dei danni subiti. Allora si parlava di una quantificazione di 500.000 euro per lo spiaggiato e di una quantificazione di ulteriori 500.000 euro per l'erosione che riguardava in modo particolare la parte di Ponente, la spiaggia di Ponente, evidenziando ulteriormente che alcuni massi della scogliera di collegamento tra le due spiagge erano stati spostati, non essendo in grado però di quantificare queste tipologie di danno, e poi ulteriormente segnalando il peggioramento importante delle condizioni al muretto Icita del porto Peschereccio. Poi da ultimo, entro i termini che la Regione ci ha assegnato, abbiamo dato la stima
definitiva, quantomeno con la finalità della richiesta da parte della Regione, di quelli che sono i danni che non sono solo danni immediati legati allo spiaggiato, all'erosione della riviera o altri danni riportati dal territorio, ma anche danni in potenza legati alla necessità di intervenire per sistemare e per prevenire. Tant'è che se abbiamo articolato la comunicazione in vari punti, non comunicare le cifre, però vi do lettura un attimo dei vari punti. Uno è il risanamento dell'arginatura del canale dell'orologio, uno è il consolidamento di un muretto di protezione e escavazione del via interno, la sistemazione della diga in Cesolo lato Caule, la realizzazione di nuovi pannelli di protezione della spiaggia imponente, il rifacimento degli arenili, gli interventi straordinari di igiene ambientale e infine anche una richiesta di implementazione con la Regione delle attrezzature di protezione civile. Grazie signor Sindaco. Siamo al primo punto all'ordine del giorno, interrogazioni e interpellanze. Ci sono vostre interrogazioni? Nessuna? Grazie. Do la parola al vice sindaco commisso per relazionare su un'interrogazione precedente. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Do risposta all'interpellanza presentata nell'ultimo Consiglio Comunale dal gruppo Miolo riguardante quale futuro potrà tenere. Leggo solo le domande che fa, tra l'altro la prima parte che è nota. L'interpellante: quale sia lo stato dei rapporti in essere tra amministrazione comunale e agenzia del demanio, ovvero quali siano gli atti che regolerebbero la cessione dell'area a favore del comune, si intende acquisire l'area o avere su concessione. Stiamo parlando dell'area di Falconera e dell'iter procedurale che stiamo seguendo per avere una soluzione di questo problema. Quale sia, chiede ancora l'interpellanza, la natura dei problemi che ancora impediscono il trasferimento del compendio da demanio a comune, tecnici, politici, economici o amministrativi, se i vari problemi di natura tecnica presenti nell'area, diversi comuni edilizi sono ancora da perfezionare, possono almeno costituire motivazione ostativa ai fini del trasferimento. Qual è l'atteggiamento di questa amministrazione rispetto alla possibilità di farsi parte attiva a tutela dei cittadini? Questa è la risposta che mi ha presentato, che mi ha preparato l'ufficio, poi pure prepararla anche comunque. Il problema di Falconera è stato affrontato da diverse amministrazioni comunali senza mai trovare una soluzione a causa delle difficoltà del regime giuridico dell'area. Questa amministrazione fin da subito si è attivata con diversi presso il genio civile e l'agenzia del demanio di Venezia. Dapprima si è cercato di riprendere la strada per l'acquisto dell'area ai sensi della legge finanziaria del 2004, poi ripresentando domanda di concessione all'interno del compendio di Falconera, dell'intero compendio di Falconera. Infatti, dopo aver dato l'incarico ad un tecnico per i rilievi strumentali dell'area, in data 29 dicembre 2017 è stata presentata formale istanza per l'ottenimento della concessione. Nel corso di quest'anno sono stati fatti diversi solleciti, sia verbali che scritti, ma anche incontri al fine del rilascio della concessione. Oggi siamo ancora in attesa del rilascio. Per quanto concerne la natura dei problemi, posso assicurare che da qualche parte da parte di questa amministrazione non vi è alcun problema di natura economica, né tecnica, né tantomeno di volontà politica. Anzi, stiamo facendo tutto il possibile al fine di ottenere la concessione demaniale e risolvere questa annosa questione. Le problematiche sono di ordine interdisciplinare dei vari enti sovracomunali competenti, l'agenzia del demanio, l'ente civile regionale e in parte della capitaneria di porto per quanto concerne il demanio marittimo. Non risulta tutt'oggi ben definita la titolarità di alcuni mappali e a quale ramo delle demanie dello Stato appartengono. Per quanto concerne invece i problemi di natura edilizia, riferisco che il 95% degli intestatari di immobili di Falconera hanno presentato domanda di condono edilizio. Un solo condono è stato rilasciato ed ha ottenuto la concessione demaniale e la civiltà dell'edificio, ristorante delle trovate.
Tutti gli altri, quasi tutti, hanno pagato il danno ambientale e l'operazione allo Stato. Tuttavia, il condono non è ancora stato rilasciato perché manca l'accatastamento che deve essere preventivamente sottoscritto dall'Agenzia del Demanio. Ancora prima dell'accatastamento, l'Agenzia del Demanio richiede il pagamento dei canoni relativamente alle reputazioni pregresse. Infine, questa amministrazione continua ad insistere per il rilascio della concessione di fare il possibile per la definitiva sistemazione e tutela dei cittadini di Falcone. Questa è la risposta che mi ha preparato l'ufficio. Io aggiungerei che il problema di Falconera, che come anche lei porta nell'interpellanza, risale a molti anni dietro. Addirittura abbiamo trovato documentazione del 1962, sono richieste da parte di tutte le amministrazioni che si sono susseguite per risolvere il problema di Falconera. Appena insediata nei giorni successivi al di questa amministrazione, piatto in mano un famosissimo problema che era sempre rimasto un po' sotto traccia, ma che proprio in quei giorni, come dire. Quindi ha costretto di fatto l'amministrazione a intervenire e a organizzare tutta una serie di incontri a tutti i livelli, sia con l'Agenzia del Demanio che con il Genio Civile, per trovare una soluzione. Abbiamo percorso sostanzialmente due strade. Una è quella dell'acquisizione, così come era quasi fatta nel 2007 dall'amministrazione del passato, che invece non andò a buon fine. Quindi per la demanializzazione e per l'acquisizione definitiva dell'area per poter fare un progetto di pianificazione di recupero e quindi dare dignità e anche certezza del diritto a chi vi abita sopra, eccetera. L'alternativa, perché questa strada è complessa, è quella di chiedere, così come ci è stato suggerito proprio dal Genio Civile, di chiedere la concessione di tutta l'area. E questo abbiamo fatto, in alternativa, attendendo che si possa sbloccare in qualche modo la situazione a livello di legge di demanializzazione. Infatti abbiamo dato un incarico, abbiamo speso 20.000 euro l'anno scorso, abbiamo frazionato, abbiamo messo dei picchetti per stabilire precisamente chi c'è e fino a dove, proprio per stabilire l'area degli occupanti attuali. In base a questo progetto, questo rilievo, abbiamo fatto la domanda di concessione alla quale non abbiamo ancora avuto risposta, nonostante gli incontri siano continui. Aggiungo che dal punto di vista finanziario, se le cifre dovessero essere quelle calcolate 10 anni fa o 11 anni fa, quindi parliamo di 691.000 euro per il valore dell'area, più un pregresso di 5 anni da pagare di 1 milione, cioè questo è un totale di 1.900.000 euro, sono un paio di milioni di euro, nonostante l'amministrazione abbia liquidato il cavolo patrimonio, quindi abbia acquisito tutti i mutui di quella società, c'è ancora un piccolo spazio per accedere a un mutuo, cioè stiamo pensando, se dovesse essere che se la demanializzano, quindi possiamo acquisirla, acquistarla, fermo restando che ho sempre detto a tutti gli abitanti di Falconera che nessuno gli toglie quello che devono pagare, non c'è nessun passaggio che consente a loro di risparmiare dei soldi. Il passaggio serve solo a dare un interlocutore visibile per le persone che attualmente hanno un interlocutore dell'Agenzia del Demanio piuttosto che il Genio Civile o queste cose che non hanno né faccia né niente, per cui si sfoderano con noi, ma noi non abbiamo possibilità di risposta immediata. Quindi la volontà dell'amministrazione è senz'altro quella di prima di acquisire l'area per applicare il progetto. Sono stati da 25 anni a questa parte, ce ne sono anche di approvati un paio di progetti, in alternativa di avere la concessione, il tutto per dare una soluzione definitiva sia soprattutto agli abitanti che con un minimo di certezza del diritto possono anche in qualche modo investire e quindi valorizzare il loro capitale, altrimenti resta capitale di nessuno e quindi non ha un futuro così in queste condizioni di adesso. Grazie Vice Sindaco, ci sono interventi, capogruppo Mion,
Sì, buonasera a tutti, grazie Vice Sindaco per la sua risposta. Che però non credo che, come dire, sia del tutto rassicurante rispetto alle preoccupazioni di chi in quell'area vive, nel senso che sappiamo benissimo che è in essere un'attività giudiziaria anche con sequestri di immobili, e quindi il fatto di avere perdonatemi il termine, lanciato su due binari di iniziativa di interlocuzione con l'Agenzia del Demanio, cioè da un lato quella di sdemanializzare, che appariva a tutti noi la soluzione, diciamo, più idonea per risolvere il problema, e poi parallelamente a questa, come ci ha spiegato, quella per chiedere invece in concessione l'area, ci pare che questa cosa qui ancora non riesca a restituirsi un orizzonte temporale come dire, attendibile. Non sappiamo sostanzialmente quando potremo arrivare ad una messa in legalità di tutta quest'area, che vorrei ricordare che sì, è una messa in legalità che riguarda sì i singoli privati, però riguarda anche l'amministrazione, perché è l'amministrazione stessa il primo soggetto che in quell'area, diciamo, è, tra virgolette, abusivo, quindi non detiene una concessione. Allora, rispetto a quello che ci siamo detti, mi sembra di poter trarre la sintesi che siamo un po' punto a capo, nel senso non abbiamo in mano nessun tipo di indicazione, e quindi non siamo in grado di dire ai cittadini bene che cosa accadrà e in che tempi in quell'area. Quindi probabilmente il suggerimento sarà quello di, proprio anche in vista, diciamo, di questa intensa attività giudiziaria che si sta consumando su quell'area, sarà quello di invitarli a sistemare quanto prima le loro posizioni, anche perché credo che sul passaggio della come dire, della ottemperanza all'esigenza urbanistica, mi spiego meglio, cioè la figura dei condoni, no, è proprio sul passaggio della chiusura dei condoni con l'accatastamento che queste persone avanzano delle preoccupazioni, in primis, nel senso che l'accatastamento avviene con una sorta di riconoscimento del fatto che quella è un'area di fatto demaniale, no? Anche come lei il passaggio che ha fatto è davvero una situazione kafkiana, quella nella quale ci troviamo, perché effettivamente a fronte, diciamo, di una sentenza recente in cui il magistrato indica l'area demanio marittimo, abbiamo degli organi interlocutori che invece ci dicono che quello è demanio idrico, per cui anche l'iter procedurale da seguire non è proprio liquido per chi volesse mettersi in regola. Quindi, oltre a questo penso che fin tanto che appunto non ci sia il primo passaggio di regolarizzazione dal punto di vista urbanistico, proprio lì si possa fare ben poco. Io, come abbiamo avuto modo di comprendere in questa sala consigliare, non sono certo esperto di diritto, ma credo che sia difficile fare un passaggio anche di sdemanializzazione su un terreno in cui insistono dei beni non condonati, cioè dei beni che sono abusivi. Quindi credo che quello sia un passaggio che sia chiaro, come dire, dichiarare in maniera molto puntuale. L'altra questione che allarma i cittadini è quella che la norma oggi impone una messa a bando, quindi loro si sentono minacciati dal fatto di dire io da un lato sono anche disponibile a mettermi a posto, a fare l'accatastamento futuro del condono, sono anche disponibile a pagare i 5 anni di pregresso, delle rate pregresse, come appunto è previsto dalla norma, però sappiamo che poi la normativa ci impone di conferire la concessione attraverso un bando. E allora le persone a questo punto si sentono davvero un po' molto preoccupate e dicono sì, io faccio tutto questo percorso ma di fatto non ho nessuna garanzia del fatto che poi questo percorso si concluda a beneficio mio che ho prodotto questo vita. E quindi chiedevo se in questo senso si poteva, da un punto di vista appunto dell'amministrazione, costruire un percorso non per eludere la norma, cosa che
ovviamente impossibile, ma per cercare di offrire un sistema, magari facendo collimare i tempi delle richieste dei singoli con una richiesta di concessione, quindi mandando in parallelo la richiesta di chiusura dei condomini, la richiesta delle concessioni, perché sappiamo che se da un lato il condominio edilizio può essere chiuso solo da chi ha titolo, se mandiamo avanti parallelamente le due cose, in qualche modo puntiamo anche la volta che se solo chi ha titolo ha modo di poter chiudere il condono, è del tutto ovvio che mandando avanti in pari passo le due procedure è difficile che uno possa intervenire poi nel bando. Adesso non so se mi sono spiegato, penso che siano tecnici che non erano difficili da, però provare a studiare un meccanismo per offrire magari qualche garanzia in questo senso. Ecco, mi dispiace il fatto di apprendere che questa intensa attività interlocutoria che le amministrazioni hanno avuto in questi anni per sistemare una situazione come bene ha descritto lei, che vede questi cittadini abusivi, ma di fatto in un'area che ha una storia che è pre-romana, è pre-repubblica veneta, insomma, vuol dire, è pre-repubblica della Serenissima, il periodo in cui c'erano gli insediamenti su quell'area, per cui è veramente una situazione difficile, nel senso che stiamo dicendo che queste situazioni identificano una situazione di abusivismo, però laddove si è concretizzato l'insediamento da tempo ormai immemore. Allora, da un lato è chiuso, piacere comprendere che l'amministrazione sia sul pezzo, sia sul tema, però chiediamo che insomma, ci sia un'azione magari un po' più incisiva nei confronti dell'Agenzia del Demanio per riuscire a intervenire ad una conclusione felice di questa messa in legalità, in questo ambito, di questo compendio di Falconera, che possa dare qualche garanzia e offrire qualche garanzia in più. Grazie. Grazie, Capogruppo. Do la parola al Vice Sindaco Commisso per la risposta. Sì, è chiaro, io non sono soffermato sulla preoccupazione prima, no, che quindi ha detto lei in questo momento. Mi mancava solo quel giudice far conclusione. Già l'area è suddivisa in due parti, un po' il demanio marittimo, un po' il demanio ittico. La sentenza dice che esprime anche dei concetti sulla demanialità, però noi ci troviamo con l'abitato, escludendo la parte del demanio marittimo, quindi c'è i casi che stanno sull'angolo delle trovate da questi tizi. Il giudice parla di demanialità nel momento in cui quell'area non fa più da cassa di espansione delle acque del canale. Ora, anche il Ministero dell'Agricoltura ha finanziato le arginature attuali, che sono state fatte negli anni 90. Quindi, oltre al comune di Calabria, che diciamo così sempre tra virgolette abusivamente, le strade, le legislazioni, le opere pubbliche minime che sono state fatte negli anni, lo stesso Ministero è praticamente abusivo. È finanziato, ha fatto un consorzio di bonifica, non mi ricordo benissimo, con un muretto di cemento armato che protege. Quell'area lì non è più soggetta, anzi, se vogliamo dire, è più sicura di noi dal punto di vista idraulico. E quindi viene meno quel concetto di demanialità in quel senso. Quindi avrebbe tutte le caratteristiche per essere demanializzato. Però c'è una fase precedente, perché quando si va a parlare, poi magari noi non siamo tanto esperti, ma quando si va a parlare con l'agenzia del demanio, ti dicono che prima bisogna fare la classificazione. Parolaccia, che quello che ho capito, se posso vuol dire la verifica se effettivamente quell'area non ha più i requisiti di demanialità. Però mettono prima, no, una volta che stabiliscono che potrebbe non avere più i cambi della demanialità, che non ci sia nessun abuso sopra, quindi tutta l'operazione di sanatoria, di richiesta di condono, poi viene fatta e è stata a nome del demanio, quindi vuol dire fai in qualche modo pagare al cittadino per poi non trovarsi più proprietario, avere la concessione del terreno ma non più proprietario dell'immobile che ci sta sopra e trovarsi magari a una gara, un'altra, un bando fra 10 anni quando si può fare, quando un progetto, diciamo così, l'amministrazione comunale lo mette a bando, è chiaro, cioè, è stata una insurrezione popolare a luglio del 2016 quando si trovano tutti i cittadini di Falconera in comune perché
questa cosa evidentemente è dovuta al disegno. Dirò un po' di più che Cavole nel progetto WebNet, non so se ne siete correnti, l'Unione Europea sta promuovendo i cosiddetti contratti di laguna di SIAE in Europa. Una di queste è la laguna di Cavole. E si stanno susseguendo, non dico anche abbastanza intenso adesso, gli incontri con gli interessi, eccetera, sulla scorta degli stati di fiume, di costa, eccetera. Ecco, io ho preteso, no, che uno dei punti principali sia la riqualificazione di Falconera. Una cosa serve sostanzialmente a fare massa critica, no? Tutte le associazioni sono 10 aree umide in Europa, che, così, di cui la Regione Veneto è proprio fila. La Laguna di Caude, le Risaie di Vercelli sono delle zone in Francia, in Spagna, in Portogallo, Malta, Slovenia, sono 10 aree umide e vuol dire capofila di questo progetto della Regione Veneto. Io ho preteso che la riqualificazione urbanistica e la sistemazione proprio anche del diritto di Falconera sia messo fra i punti, perché Falconera è la porta, non solo dal punto di vista storico, culturale, eccetera, ma è proprio la porta della Laguna di Caude. È da lì che si accede, quindi ha bisogno di una soluzione definitiva. Io spero, anche attraverso questo strumento, e non credo che quello che ha detto lei sia giusto, cioè non c'è contraddizione fra perseguire le due vie, seguire la richiesta di concessione e la richiesta di sistemazione non sono in contraddizione. Io ho contatti, non dico quotidiani, ma molto frequenti con un paio di onorevoli di questa area, della zona nostra, sono a Roma, ai quali abbiamo spiegato, onorevoli della maggioranza, c'è una deputata della Lega e una dei 5 Stelle, alle quali abbiamo spiegato attenzione, si stanno muovendo, adesso non so cosa riusciranno a fare, ma si sono interessati alla cosa e spero che ripresenteranno quella proposta di legge che era stata presentata 10-11 anni fa in qualche, non so, in qualche finanziaria, in questo progetto di legge, in qualche, non so, decreto Genova, queste cose qua che riescono a fare. Stiamo perseguendo veramente tutto al fine di venire a dare una soluzione ai cittadini di Cava. Grazie Sindaco. Sono la parola al signor Sindaco. Sì, brevemente, proprio un minuto solamente per spiegare dal punto di vista tecnico perché abbiamo fatto questa scelta politica bifasica. Io sono consapevole che se porteremo a casa il risultato sarà tramite una concessione generale di tutta l'area, per il frazionamento, come vedeva il vice sindaco, era finalizzato probabilmente per quello e non attraverso la sdemanizzazione. Faccio brevemente la storia di quello che era successo, perché quando questo processo penale di cui non ho ricordato l'esito della sentenza di novembre-dicembre dello scorso anno, quando questo procedimento penale è partito nel 2004 di sequestri di una buona parte di casoni principalmente, poi sono arrivati sequestri anche nell'abitato, ma in realtà se andiamo a vedere i primi processi penali risalgono agli anni 70, poi la seconda fase degli anni 80, poi degli anni 90. Ci sono giudici nella pretura che hanno avuto il coraggio, attraverso la mancanza dell'elemento soggettivo del reato, di dire ma non potevano sapere se era demanio, di assolvere tutti. Altri giudici, sempre durante il tempo, ritenevano che invece non si poteva non sapere che era demanio perché si era davanti l'acqua. Il contrasto giurisprudenziale però è sempre rimasto qui confezionato e confinato a Portogruaro o al limite a Venezia, ma non ha mai raggiunto i vertici dell'appello né della Cassazione, ma il processo del 2004 è stato un qualcosa di innovativo nella storia giurisdizionale dell'area di Falconera, perché dopo i sequestri, quel processo è durato 4 anni, sono stati 52 casoni, se non ricordo male, per un'ottantina di indagati e imputati. Il giudice di primo grado, nell'allora distaccato tribunale del Tre Sapori Re, mi pare nel 2008-2009, ha assolto tutti gli imputati per l'elemento soggettivo, ma anche in buona parte perché non si capisce qual è il proprietario di quell'area. Tant'è che una delle tesi della difesa di allora, lei
l'architetto Miolo lo sa perché assieme all'architetto Marco Giro era uno dei due tecnici di quel gruppo di avvocati che seguivano la questione. Una delle tesi della difesa di quel processo di primo grado era che non era demanio marittimo, non era demanio idrico, era proprietà privata, ma non degli occupanti, era proprietà privata di una società che aveva un nome e cognome che si chiamava Savati SPA, perché le risultanze in conservatoria e quindi il titolo di proprietà interessa proprio le risultanze del catasto, che non ha valore giuridico, non attesta la proprietà, cioè che attesta la proprietà della conservatoria. Le risultanze in conservatoria davano ragione ai privati, che la proprietà era di una società che poi nel tempo si è estinta e si è trasformata in altre due società, la Palangoni e il Camping Laguna Village. Quindi quella proprietà sembrava essersi trasmessa di diritto alla società Palangoni, ovvero la continuità nelle persone fisiche è sempre la stessa, stiamo parlando di mercheggiato. Gli ultimi dati risalgono agli anni 50, il secolo scorso, dove la Sabapi era proprietaria. Questa tesi non era peregrina, perché questa tesi dava una continuità di trascrizioni. La Sabapi aveva comprato dai fratelli Chigiato. I fratelli Chigiato avevano comprato dai fratelli Arrigoni. I fratelli Arrigoni avevano comprato in parte e in parte aggiudicato l'asta dalla monarchia. Ci sono titoli che certificano nel 1909, 1910, 1911 due titoli di proprietà. C'era questa continuità. E la difesa prese ragione allora, perché il giudice di primo grado, quando dispose la consulenza tecnica in quel processo, ottenne l'esito che il CTU del giudice, non tecnico di parte che diceva quello, ma il tecnico del giudice disse sia proprietà privata. Solo che il giudice non ha avuto coraggio, perché aveva detto non ha avuto il coraggio, ha assolto tutti, ma quando poi ha disposto la restituzione dei beni sequestrati, usò la frase sibillina, dispongo la restituzione all'ente proprietario. E chi è l'ente proprietario? Non ha chiarito se è il privato, non ha chiarito se è il demanio dello Stato, quindi demanio marittimo, non ha chiarito se è il demanio idrico, cioè della Regione. Quella sentenza è stata impugnata in Corte d'Appello che ha detto no, la sentenza tribunale va bene, ma non ha dato la motivazione in colla, come dicono gli avvocati. La Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'Appello penale di Venezia dicendo non hai motivato, ma rifai la motivazione. Il fascicolo è tornato alla Corte d'Appello di Venezia, diversa sezione, che ha partorito quella sentenza che in parte è un iuris, perché a un certo punto, senza chiarire il perché, conclude. Ovviamente nessuno ha condannato nessuno perché nessuno aveva impugnato la soluzione, si discuteva solo chi era l'ente proprietario. Con la sentenza dispone la restituzione al demanio marittimo, che è il demanio dello Stato, che richiede una procedura di sdemanizzazione e, come giustamente ha detto lei, dal gruppo Miolo, non sarà mai data finché ci sono dei manufatti che insistono. Se fosse stato demanio idrico o in parte o in tutto, e quindi ci si